Qual è l'attualità della nostra Carta Costituzionale per uno sguardo al futuro e una nuova cultura civica? È un tema importante quello che la Fondazione Marcianum, presieduta da Roberto Costa, ha posto ad alcuni suoi studenti in un incontro ospitato dal Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini. Abbiamo aperto le porte della Casa dei Veneti. Qui normalmente opera la più alta istituzione democratica della Regione Veneto. E aver aperto la Fondazione Marcianum su un tema così particolare, quindi la Costituzione e l'attualità della nostra Carta Costituzionale, vista anche dai giovani, è stata per noi un'esperienza assolutamente positiva. Un nuovo governo ha iniziato un percorso, mi pare che la cosa era prevista dai programmi elettorali e condivisa dalle forze politiche. Io mi auguro e spero che si capisca che si deve applicare la Carta Costituzionale così com'è appunto in questo momento. Durante gli incontri, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha chiesto ai ragazzi di soffermare la loro attenzione sui primi 12 articoli della Carta Costituzionale. I principi della Costituzione riescono a fare una sintesi di queste caratteristiche. I nostri ragazzi, i nostri giovani si affacciano in una realtà che è sempre più globalizzata nel momento in cui la globalizzazione sta dimostrando tutta la sua fragilità. È bellissimo aver potuto parlare di Costituzione in queste sale. Per noi il significato è anche quello di disseminare sempre di più elementi che portino alla costruzione di un nuovo vivere civile e anche elementi che portino a questi ragazzi a riflettere sul loro impegno nel sociale.